scese in cantina e trovò un vecchio baule che apparteneva al suo nonno Maio. Dentro il baule lui trovò una vecchia mappa del tesoro e cominciò la grande avventura. Marco e Cacciò, gli amici per la pelle, Gino Tomi e Ciccione Robi, che costruirono una zattera gigante, Dopo 9 lunghi giorni di navigazione, eccoci arrivati a destinazione. Eccoci arrivati nel paradiso, il paradiso. L'isola del tesoro, l'isola del tesoro. Dici lui c'è stato, ma nulla ha trovato. L'isola del tesoro, l'isola del tesoro. Buffalo c'è passato, ma non lo ha cercato. I 4 giovani avventurieri si apprestavano a leggere la mappa che diceva di remare verso riva, e poi a sud della spiaggia che nasconde sabbie e mori, ma la bussola si è incantata. Marco si orienta attraverso il sole, sfruttando l'ombra del riflettore, e fianco al sud dell'acqua senza fondo, e poi verso la roccia piatta a est della foresta perduta. Gino per farsi coraggio dice una battuta, l'isola del tesoro, l'isola del tesoro. E sì, lui c'è stato e un film ci ha girato. L'isola del tesoro, l'isola del tesoro. Venire c'è passato, è un atto di caciofato. E poi ad ovest della grotta del teschio, la freccia di sassi indica la strada, e poi sempre ad ovest del piccolo roccioso, e poi vi trovate ai piedi del monte, cannocchiare, e dai cominciare a scavare. I 4 amici si misero al lavoro e entusiasmati trovai un grande tesoro, ed ecco che alla luce viene fuori un bel forziere. Dentro c'era una vecchia pergamena e sopra c'era scritto vaffanculo, firmato dal pirata Barbanera.
anche questa molto vecchia, scritta negli anni 90, probabilmente nei primi anni 90 e niente, se vi è piaciuta lasciate dei commenti, mettete dei like e ovviamente iscrivetevi al canale. Sempre ciao a tutti, ciao!